Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cosa si firma di concreto oggi? Usando le frasi del mio ottimo direttore ingegner Canali, dopo un corteggiamento abbastanza lungo, qualche anno si arriva al fidanzamento per andare poi a fare il contratto di fiume vero e proprio, che quello sarà il matrimonio. È una cosa importante che vedrà coinvolti tutti i comuni del bacino idrografico e va nel senso di quella che è la nostra politica di rendere la nostra regione sempre più verde, detta VG Green. È un progetto ancora più ambizioso che auspico venga coinvolto e condiviso da tutto il Consiglio regionale, andare a porci in Europa e essere i primi della classe. La prima regione in Europa a fare i compiti per casa per i prossimi 30 anni, anticipando di 5 anni il Green Deal europeo. Un progetto ambizioso, ma ci crediamo, e se tutti quanti ci metteremo nel proprio, maggioranza e anche opposizione, io penso che riusciremo a far sì che la nostra regione, che è un esempio per l'Europa, lo diceva Ippolito Nievo, siamo un piccolo compendio dell'universo, allora noi potremo veramente essere un punto di riferimento per il Green Deal europeo. Più vicino, Presidente. Assessore Zanier, facciamo un po' il punto della situazione, approfittando della sua presenza, per un bilancio in questa fase particolare del mondo dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia. Il mondo nel suo complesso dell'agricoltura ha subito, come tutti i comparti, un forte contraccolpo da quello che è stato il periodo del lockdown e di una contrazione anche dei consumi che ancora oggi perdura. È chiaro che questa non è generale per tutte le parti che compongono il comparto agricolo, in quanto alcune produzioni che specialmente venivano distribuite sul mercato della ristorazione, del cosiddetto Horeca, hanno subito più forte di altri la contrazione, ed è anche per questo che alcuni dati sulle vendite, specialmente del settore vitivinicolo, vedono la nostra regione leggermente più penalizzata di altre, in quanto i nostri produttori, avendo produzione di grande pregio e grande qualità, hanno privilegiato proprio il mercato della Horeca, che è quello che gli consentiva di avere una maggior realizzazione. È l'appuntamento odierno per rimarcare il fatto che non solo si parla di green, ma si parla anche di ottimizzare al meglio le risorse naturali, no? Sì, oggi proprio parlavamo della risorsa idrica. Qui non c'è solamente una necessità di raccogliere ed approvvigionarsi della risorsa idrica, che è comunque importante, ma c'è la necessità di fare un salto veramente avanti rispetto alle tecnologie che si utilizzano per la distribuzione e per l'irrigazione. Quindi non possiamo più permetterci di avere sistemi obsoleti che non sono efficienti, che disperdono risorsa. Non possiamo neanche pensare di fare investimenti molto importanti su tecnologie che sono migliori degli scorrimenti, ma certamente non sono così performanti come l'irrigazione di precisione. A questa dobbiamo arrivare, perché ci consentirà da un lato di risparmiare sia risorsa idrica e anche creare dei vantaggiosi metodi di coltivazione, quindi di conduzione agronomica, che riducono i costi, dall'altro ci consente di poter pensare di asservire altri territori che oggi sono sprovvisti dell'irrigazione. Senza queste metodologie, pensando solo di cercare sempre più acqua, non possiamo certo andare lontano. Una fuga di gas si è sviluppata ieri sera a Udine, nella zona tra via Po e via Carletti. La probabile causa, l'usura di una tubazione di media pressione che ha presentato il problema di tenuta stagna. Le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte dal comando provinciale di via Poppone assieme ai tecnici del gas, hanno operato fino alle prime luci dell'alba per creare prima il bypass, individuare il danno e la successiva messa in sicurezza. È stata fatta intervenire sul luogo anche una macchina speciale.
Per operare nella massima sicurezza è stato fatto evacuare l'appartamento e le auto in sosta. L'area è stata delimitata e sorvegliata fino a fine dell'intervento e della messa in sicurezza. Una volta dato il via libera, le persone sono state fatte rientrare nella massima sicurezza all'interno dei propri appartamenti. Una famiglia composta da 3 persone è stata trasportata d'urgenza ieri sera a bordo dell'ambulanza all'ospedale di Catinara. Il tutto si è verificato intorno alle 22 per intossicazione da monossido di carbonio. A dare l'allarme uno dei componenti. Sul posto sono intervenuti celermente i sanitari del vicino nosocomio di San Polo, insieme a 2 squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Monfalcone. La produzione del micidiale gas si è verificata a causa di un malfunzionamento di una caldaia in un appartamento al 3° piano, sito nella zona del quartiere di Aris. 2 dei 3 componenti della famiglia, secondo quanto abbiamo potuto constatare, sarebbe in condizioni serie. È stato necessario per lui il trattamento in camera iperbarica. Sul luogo dell'incidente, per gli accertamenti di rito e le indagini di polizia giudiziaria, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza insieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, Food, Wine, Music e sei in pole position.